È un mondo, sì. Io devo dire che mi sono approcciata nel 93-94, per cui lo faccio insomma da qualche annetto. È un mondo, io quando ho iniziato devo dire che era un mondo prettamente maschile. Ma come vi avevo già anticipato, io ero un po' abituata a lavorare insomma nel mondo maschile. Sì, però voglio dire da questo, io per quanto riguarda la mia esperienza, si possono trarre anche dei vantaggi. Per esempio, io in passato ho lavorato in società con degli uomini e questo devo dire che notando a volte che c'era l'attenzione da parte del cliente un po' diversa nei confronti dell'uomo rispetto alla donna, io ho cercato di usarla a mio favore. Nel senso che quando in questo lavoro abbiamo il nostro utente, il nostro cliente, molto spesso è la coppia, no? Quindi abbiamo uomo-donna per me mi rendevo conto che in alcuni momenti avere vicino un collega maschio mi poteva aiutare, per cui in alcune trattative poteva essere utile riconoscere, perché è così a volte, riconoscere magari che l'uomo in quel momento poteva entrare nella trattativa in maniera diversa, magari relazionandosi con la donna. Quindi io ho sempre cercato di usarlo in questo modo, cioè vedere la cosa positiva. D'altro canto a sé va anche il fatto che comunque noi donne, secondo me, secondo la mia opinione, siamo molto più precise, molto più a volte empatiche, per cui anche in questo, in una trattativa, sicuramente può tornare utile. Poi, insomma, questo si sa, voglio dire, è una questione culturale. Stiamo comunque facendo dei passi avanti, ma io non ne faccio una distinzione di uomo-donna, io faccio una questione di professionalità e la professionalità che sia uomo o donna, nel momento in cui c'è, la si vede e la si distingue.